Amici sportivi, buon pomeriggio dal Franco Frogheri di Nuoro. È la giornata numero 8 del campionato di eccellenza. Scendono in campo Nuorese e Ossese. Trini la rimette in avanti dove c'è Manca, la spizzata a cercare Cosu, il pallone che arriva a destinazione, il duello con Secchi, Cosu converge, il tiro di Cosu, Carboni in qualche modo e poi mette in angolo Russu. Cadau gioca corto su Cocco, la sterzata di Cocco, poi il filtrante a cercare Manca, si gira, ancora Cherchi, ancora Nuorese, qui Cadau fa rimbalzare il pallone su un avversario ma non guadagna il calcio d'angolo. Il rimpallo non favorisce l'ex giocatore del Carboni, arriva De Solis, quindi Puddu tiene il pallone in campo ma lo mette sostanzialmente a disposizione dell'Ossese con Pinna che ci prova dalla lunghissima distanza, la tiene Litrini. La battuta dentro di Pinna, arriva Secchi, pallone vagante, Franchi, l'Ossese in vantaggio, la sblocca Ezechiel Franchi con un gol da centravanti vero. Sulla palla messa in mezzo da Alessandro Secchi è stato il più veloce a girare la rete, cambia il punteggio al Franco Frogheri al 16° minuto, passa l'Ossese con il gol di Ezechiel Franchi, deve girarsi Cocco, si è aperto Cosu sulla sinistra, Cocco ancora con il destro, Carboni manca di testa, ancora Carboni e poi Puddu spedisce alto sopra la traversa. Porta palla Puddu, cercato Cosu in zona centrale, Cosu apre per Cocco, il duello tra capitani, si avvicina Alessandro Secchi, Cocco le finte, mette il pallone sul destro, ci prova ancora Cocco, stava diventando un cross per Puddu, in qualche modo si salva Carboni, Cosu scambia con Cocco, interviene Fancellu che prova subito a ribaltare l'azione, da Fancellu a Vinci, non ha un buon controllo, recupera Cadau, strattonato da Vinci, tutto regolare secondo l'arbitro, attenzione perché viene innescato Franchi, Trini va in chiusura su Franchi, grande intervento di Trini. Il fischio, la battuta di Emerson, il colpo di testa tentato da De Solis che non è riuscito ad arrivare sul pallone, ci arriva adesso Cocco, Cocco cerca lo spazio per mettere il pallone col sinistro, la sterzata, lo mette col destro, il colpo di testa del solito Russu, poi Cosu tenta la botta dalla distanza e mette in difficoltà Carboni. Franchi chiama l'azione Porchedu che ha spazio per mettere il cross per lo stesso Franchi, il primo intervento di Andrea Satta, poi manovra su De Solis che mette fuori, c'è Nurra e dentro per Franchi, la posizione regolare, Franchi trova il gol del 2-0 dopo poco più di 30 secondi, protesta con il guardalinea da Nuorese ma l'Ossese trova il raddoppio ancora con Ezechiel Franchi, inizia bene la ripresa la squadra di De Martis, doccia fredda per la Nuorese, qui recupera Cocco, servito Cadau, avanza la Nuorese, Cadau incespica un po' sul pallone consentendo il recupero all'Ossese che prova subito a distendersi in avanti con Vinci. Davanti a lui Laconi, Vinci porta il pallone sul destro, Vinci vede l'inserimento di Porchedu con il sinistro e poi clamoroso errore in avanti di Franchi. Riparte la Nuorese, De Solis dentro per Cosu, Cosu mette dentro per Cat che ha la possibilità per battere a rete, si presenta così Sergio Cat. Posizione regolare, Cosu mette il cross con il destro, palla che sfila, arriva da Cocco, Cocco all'indietro per De Murtas che la mette al centro, non la prende Cat, la prende Cosu, pallone che attraversa l'aria, poi Cocco la rimette al centro, un po' in difficoltà la difesa dell'Ossese, va Cocco dalla distanza, Carboni alza sopra la traversa, tiro forte ma centrale quello di Fabio Cocco, prova a rubar palla al capitano della Nuorese che riesce a servire Cadau, da Cadau a Puddu, Puddu per Laconi, Laconi allo spazio per andare al tiro, Laconi impegna Carboni in calcio d'angolo, la battuta dentro di Cocco, palla che passa, Cadau trova il gol per la Nuorese, accorcia la squadra di casa, ha segnato Alessandro Cadau
che al centro dell'area piccola arriva prima di tutti e di testa la mette alle spalle di Carboni, che non può fare davvero nulla in questa circostanza. Battuta lunga di Carboni a cercare Virdis, il colpo di testa di Lacconi, quello di Nurra, quindi ancora Lacconi. Sanchez difende il pallone, Nurra glielo porta via in maniera regolare, riesce a servire Magia, Magia va via Cadao, il numero di Magia, Magia davanti a Trini e arriva il gol del 3-1, il gran gol di Magia, grande giocata del numero 14 e l'Ossese si riporta sul +2. Davvero bello il gioco di suola con cui Magia si è portato il pallone avanti e poi davanti a Trini non ha sbagliato. Cadao la gioca all'indietro su De Solis e arriva il triplice fischio del signor D'Ascola, colpaccio dell'Ossese al Franco Frogheri, battuta la Nuorese con il punteggio di 3-1, la doppietta di Ezechiel Franchi, il gol di Magia nel mezzo, la Nuorese ha accorciato le distanze con Cadao.